2014, buonasera, ben ritrovati. Edizione straordinaria, terza parte in questo momento dopo una lunga giornata di trattative. Sapete che a partire dalle 17 circa è slittato, doveva partire alle 14, poi sono andati alle 17, c'era il Consiglio dei Ministri per approvare il famoso decreto rilancio, un decreto tanto atteso, un pacchetto da 55 miliardi di euro, decreto sul quale sono state riposte molte speranze di famiglie, di lavoratori e tanti altri. Allora io vorrei subito salutare e ringraziare Pierpaolo Baretta, sottosegretario al Ministero dell'Economia, che si è collegato con noi questa sera per darci, diciamo, le prime anticipazioni in merito al decreto e a questo Consiglio dei Ministri, sul quale, se non sbaglio, Baretta, uno dei problemi più grandi è stato quello delle coperture. Intanto la saluto, buonasera. Buonasera a voi. Allora, grazie per essere con noi. Che cosa c'è dentro questo pacchetto da 55 miliardi? Accontenterà gli italiani secondo lei, sì o no? Accontenterà la maggior parte degli italiani in una situazione di grande difficoltà. 55 miliardi sono una cifra imponente, è la prima volta che nella storia della nostra Repubblica si fa un provvedimento così importante. Vanno aggiunti i 25 miliardi di un mese e mezzo fa e quindi si tratta di cifre clamorose. È chiaro che l'obiettivo è quello di distribuirle in modo tale che questa crisi sia contenuta per la stragrande maggioranza delle persone, delle famiglie e delle imprese. Quindi abbiamo distribuito la cassa integrazione che viene rinnovata per altre 9 settimane e quindi con una copertura importante, il bonus di 600 euro che diventa di 1000 euro per il mese di maggio, per la platea di quasi 4 milioni e mezzo di persone, e poi un intervento di circa 10 miliardi a sostegno delle imprese, tra cui il credito, il bonus per gli affitti, 3 mesi di sospensione degli affitti, e poi un intervento sulle bollette e il reddito di emergenza. Insomma, una serie di provvedimenti che dovranno dare a ciascuna parte della società un momento di sostegno nella poi ipotesi di accelerare la ripresa e poter ripartire, ma abbiamo ancora davanti mesi difficili e quindi è bene che ci sia questo imponente numero di risorse che vengono distribuite. A causa di questo famoso nodo delle coperture, a che cosa avete dovuto rinunciare? Cioè, qual è il suo rimpianto più grande? Ma forse il rimpianto più grande è che con così tante risorse, avendo dovuto necessariamente distribuirle perché tutti hanno diritto ad avere qualcosa, potrebbe emergere il fatto che ciascuna realtà interpreta e vive questo come non risolutivo del grande problema economico che oggi c'è. Però d'altra parte si tratta di un intervento, come abbiamo detto, molto robusto, che mette anche a dura prova il bilancio pubblico. Noi andiamo dal 2,2 al 10,4% di indebitamento, e questo è un problema che riguarda tutti gli italiani, l'azienda Stato e l'azienda di tutti. Certo. Però se quello è un po', diciamo, il rimpianto, quella che è la consolazione, la soddisfazione è che nessuno è lasciato solo. E quindi tutti si devono sentire all'interno di un processo complesso, ma nel quale con grande solidarietà reciproca guardiamo al futuro, sapendo che adesso la ripartenza c'è, ma non sarà semplice. Molte categorie avranno ancora di fronte difficoltà per un periodo di tempo non breve. Senta, confermiamo il taglio della rata dell'IRAP di giugno? Sì, è confermato il taglio della rata, è una richiesta che è emersa negli ultimi giorni addirittura da parte del mondo imprenditoriale diffuso. Ci è parso giusto tenerne conto e quindi abbiamo fatto questo primo intervento che ovviamente si è sommato alle altre risorse, ma abbiamo dovuto rispettare il quadro di riferimento dei 55 miliardi e qui ci siamo mossi all'interno cercando di calibrare il più possibile, ma questo è un risultato, anche questo, della riduzione della tassa di giugno,
molto significativo soprattutto per il mondo delle imprese. Assolutamente, dalle imprese ai lavoratori lei ha confermato, c'è anche il blocco dei licenziamenti se non sbaglio per 5 mesi, poi ha confermato la proroga della cassa integrazione. È stata battuta un'ANSA proprio pochi minuti fa che racconta la necessità di creare, come dire, un'intesa con le regioni per poter semplificare le procedure di cassa integrazione. Come potrebbe funzionare questo? Ma si è visto che il meccanismo del doppio ingresso regioni e Sì. INPS è farraginoso e quindi va corretto. Io credo che la prima soluzione che noi dobbiamo adottare è che ci sia un canale diretto, cioè che dall'INPS discenda direttamente alle imprese e poi il meccanismo con le regioni andrà rivisitato più avanti, ma adesso bisogna fare in modo che non ci sia un doppio passaggio e quindi i ritardi sono stati di tutti, è inutile che ci scambiamo accuse reciproche, sono stati delle regioni, sono stati dell'INPS, quindi però a questo punto il canale più diretto è INPS imprese. Ecco, questo è bene ricordarlo. Poi c'è un altro grande tema che è quello legato ai bonus, ma anche alle regolarizzazioni. Anche su questo è stata raggiunta un'intesa. Sì, è un dibattito molto, diciamo, serrato, ovviamente, che corrispondeva anche a diverse interpretazioni e diverse visioni. Il tema è piuttosto semplice. C'è gente che lavora molto e che si trova in condizioni di precarietà e di difficoltà e credo che dare tutela e diritti a tutti i lavoratori che lavorano e renderli regolari aiuti il mercato del lavoro, li sottragga al caporalato e può consentire di avere anche una manodopera con tutti i diritti e i doveri che la legge impone. Secondo lei questo decreto rilancio è frutto di compromessi insomma, tra le parti politiche all'interno del governo? Cioè avete dovuto soppesare determinate decisioni per venirvi incontro oppure avete sempre navigato nella stessa direzione? No, sarebbe diciamo poco serio dire che non ci sono stati compromessi, è giusto, anche naturale ed è bene che ci siano e infatti sono stati tutti trasparenti come deve essere in democrazia. Ci sottoponiamo anche ovviamente a delle critiche a volte anche strumentali e ingiustificate, ma è bene che il dibattito sia chiaro. Sono stati compromessi, ma l'obiettivo era comune però. L'obiettivo era appunto non lasciare solo nessuno e dare una copertura complessiva a queste difficoltà che il Paese sta attraversando. Attorno a questo obiettivo generale poi le diverse sensibilità per l'impresa, i lavoratori, i cittadini, le diverse categorie. Abbiamo visto non solo nel governo, abbiamo visto anche tra le diverse rappresentanze del mondo economico e del mondo del lavoro un dibattito in queste settimane, come è ovvio che sia. Il risultato però sono 55 miliardi spesi tutti a fondo perduto per affrontare la situazione economica. Quanto sentiremo le parole del Premier che parlerà alla gente? Credo appena finito il Consiglio dei Ministri ci sarà sicuramente la conferenza stampa di presentazione e quindi è questione di momenti, insomma, ormai. Senta, ha visto che cosa sta un po' accadendo in queste ore, la palla che passa dal governo alle regioni, questa volta per quanto riguarda le linee guida per poter riaprire in sicurezza a partire dal 18 di maggio. Qualcuno ha chiamato fuga in avanti, quello che vorrebbe fare il presidente Zaia con dei protocolli più semplificati. Il governo dice, vediamo insomma le regioni che cosa faranno. Che cosa ne pensa? Crede che questo possa creare della confusione nei lavoratori, delle false speranze o delle false partenze? Ma per la verità il presidente Zaia dall'inizio di questa vicenda ha sempre annunciato delle fughe in avanti e poi invece ha sempre rispettato i dettami del governo. L'unica cosa su cui si è preso un'autonomia sono stati i famosi 200 metri, ma per il resto, come dire, ho più l'impressione che sia
diciamo un movimento d'immagine, ma alla fine quello che è passato sostanzialmente, diverso è stato in Calabria ad esempio, o diverso è stato anche in Trentino. Infatti non a caso il governo non ha mai impugnato i provvedimenti della Regione Veneto, perché erano all'interno dello schema. Quello che va detto è che al di là della dialettica politica o della propaganda che ciascuno può fare, è che deve prevalere il coordinamento, deve prevalere una visione condivisa. Ormai ci siamo, perché anche il governo ha detto il 18 si apre una parte importantissima, quindi non è più il momento diciamo, di dividerci sul quando, è importante invece concentrarsi sul come, che è quello che gli operatori economici vogliono sapere esattamente quali sono i protocolli, cosa devono fare, come devono gestire per poter riaprire in tranquillità e poter evitare che ci sia una ricaduta del virus, perché la cosa peggiore che potrebbe succedere è che apriamo e richiudiamo, a quel punto sì, l'economia crolla. Sarebbe un trauma difficile da sostenere. Tra l'altro dal 18 inizierà anche un'evidente fase di osservazione per capire il livello epidemiologico, che cosa accadrà dopo tutte queste riaperture, perché dal 18 insomma possiamo dire che praticamente riapriranno quasi tutti. Il grande capitolo del turismo, da veneziano, amante della sua terra, che cosa c'è dentro questo decreto tanto atteso per il comparto del turismo? Beh, innanzitutto ci sono i provvedimenti generali che cadono anche a favore del turismo. Penso innanzitutto alla citata cassa integrazione. Noi sappiamo tutti che il turismo non ha nella legislazione vigente la cassa integrazione. Noi l'abbiamo già introdotta nel mese di marzo per tutte le imprese, anche turistiche, con almeno un dipendente, e l'abbiamo riconfermata, quindi tutte le imprese turistiche hanno il rinnovo della cassa integrazione. In più gli operatori turistici che hanno partita IVA avranno il bonus di 1.000 euro, ma in più vi è un fondo di 50 milioni proprio finalizzato al rilancio delle attività turistiche, e qui bisognerà che anche i nostri territori colgano questa opportunità, perché noi abbiamo città d'arte, abbiamo spiagge, abbiamo la necessità di non perdere del tutto una stagione che è già compromessa, e poi c'è il bonus vacanze, che è un contributo a molte famiglie per poter in qualche modo affrontare anche un momento importante di quest'estate. Sarà un agosto strano, speriamo che sia un agosto di lavoro, perché vuol dire che avremo superato le difficoltà principali, ma non c'è dubbio che molte famiglie dovranno usufruire anche di un momento di vacanza, soprattutto anche finalizzato ai figli, ed ecco questo intervento che va speso proprio nel settore turistico, in modo tale che si aiutano sia le famiglie e siano le strutture. E poi c'è la grande questione degli affitti, molto richiesta proprio dal mondo turistico, che interviene anche proprio per loro. Quindi una gamma di interventi che certamente non annulla la grave crisi. Per l'Italia è un problema serissimo, e per Venezia e il Veneto è un problema decisivo, e noi dobbiamo quindi da un lato utilizzare al massimo tutte queste risorse, ma dall'altro anche rimboccarci le maniche e costruire un piano di rilancio di un turismo che sia un turismo anche più di qualità, con un'offerta in grado di affrontare i prossimi anno e mezzo, 2, nei quali avremo un flusso inferiore di turisti, ma a quel punto dobbiamo, come dire, essere in grado di competere, e noi possiamo farlo perché, ad esempio, se mettiamo insieme, vicine tra loro, le nostre spiagge, che sono tra le più sicure d'Europa perché abbiamo una sanità molto valida, ma anche hanno degli spazi tali per cui si può per fortuna gestire il distanziamento, e le nostre città, Venezia in particolare, immaginare un'offerta turistica che, oltre agli aiuti e utilizzando anche gli aiuti, consenta di gestire questa situazione riducendo i danni, ma poi immaginando anche un percorso di rilancio che nei nostri territori per fortuna sono naturalmente competitivi. A questo proposito, l'ultima cosa che le chiedo: ha avuto modo di sentire le dichiarazioni di Cipriani, che non aprirà lunedì? Ho sentito che non apre, ma Cipriani ha detto una cosa interessantissima e bellissima, pur nell'amarezza delle sue affermazioni, che ovviamente
non solo rispetto, ma mi hanno toccato. Lui ha detto: il nostro arredamento sono le persone. Questo è molto importante ed è una riflessione che dobbiamo fare tutti. Cipriani non apre perché non gestisce il distanziamento, ma anche per questa ragione. Io penso che sia una riflessione da fare, che l'arredamento della vita collettiva sono le persone. Allora è importante, ad esempio, che noi aiutiamo i ristoratori, ad esempio, immaginando un plateatico più disponibile. Sì. Chi può all'esterno possa gestire spazi di esterno, può essere anche un momento, sempre nel rispetto delle regole sanitarie, di momenti di socialità che va recuperata, e questo deve valere non solo per i ristoratori ma anche per i bar, per il commercio. In questo i comuni possono fare molto e mi auguro che lo facciano. Sì, molti lo stanno facendo e giustamente, come dice lei, dobbiamo un po' arrenderci al cambiamento. Delle cose devono cambiare per poter funzionare, questo è sicuramente quello che accadrà. Le dico così in diretta che sulla pagina Facebook del Premier Conte è appena comparso il post che dice: appena concluso il Consiglio dei Ministri sul decreto di rilancio, a breve conferenza stampa in diretta. Quindi insomma tra pochissimo avremo la conferma di quello che lei ci ha appena raccontato. Grazie per essere stato con noi e aver commentato a caldo insomma questo decreto. Le auguro buon lavoro. Buon lavoro. Grazie, buona serata, grazie a tutti. Grazie a lei. Per Paolo Baretta, sottosegretario al Ministero dell'Economia. Abbiamo collegato, e io chiedo alla regia di mettermi subito in contatto con lui, Gianluigi Buosi, presidente dei Meccatronici di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Vorrei ascoltarlo prima appunto di passare la palla giustamente al Premier, perché ci dà una notizia importante che è legata alla proroga delle scadenze delle revisioni, una proroga che come doveva essere di fatto c'è stata, ma che cosa succederà? Allora buonasera intanto Buosi, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Allora, tutti i veicoli soggetti a revisione sono stati tutti quelli che dovevano andare a revisione entro il 31 di marzo, diciamo, sì. E conseguenti, perché dopo aprile, eccetera, eccetera, fino al 31 di luglio, sono stati prorogati fino al 31 di ottobre. Quindi in questo caso tutte le vetture, motocicli, tutti quei veicoli che possono, diciamo così, correre la strada, possono usufruire del vantaggio o svantaggio, dipende dai punti di vista, di non fare la revisione in questo periodo, ma di farla entro il 31 ottobre. Però questo crea dei grossi problemi. Perché potrebbe creare un intasamento più avanti, no? Anche perché di fatto... il nostro problema come autoriparatori, officine o chi segue il mondo della riparazione, dell'autoriparazione, è quello che appunto si stanno già creando, diciamo, delle situazioni in cui abbiamo la clientela che chiama continuamente, posso venire a fare la revisione, eccetera, e questa è già una cosa importante, chiaramente rispettando le regole, diciamo così, del Cura Italia, sì. Diciamo. E quindi noi operiamo in questo momento, siamo sempre stati aperti per le emergenze, però dal 4 di maggio chiaramente le attività si sono un po' più, diciamo così, prestate al pubblico, chiaramente con i vari DPI che seguono, cioè mascherine, guanti, chiaramente pulizia delle vetture, igienizzazione, tutto quello che ci va dietro, diciamo, per poter lavorare in sicurezza. Il problema è che tutto questo accumulo di vetture, anche scadute prima di gennaio, febbraio dell'anno scorso, eccetera, parliamo che nella provincia di Treviso sono oltre 100.000 vetture da recuperare in questi 3 mesi. Infatti voi avete fatto una stima interessante, no? 160 centri privati autorizzati potrebbero trovarsi a smaltire almeno 100.000 richieste di revisioni in soli 30 giorni. Oltre 100.000, sì, esatto. Allucinante. Esatto, quindi perché oltre a quello dopo c'è il grosso problema che fra 2 anni queste vetture dovranno ritornare a revisione, quindi diventa diciamo così più difficile a compensare anche fra 2 anni tutta la questione, perché per noi diventerà un buco, perché tanti magari aspetteranno alla fine gennaio, diciamo a ottobre a fare la revisione. Qualcuno lo farà anche magari per un fattore economico, perché chiaramente in questo periodo qualcuno va in sofferenza economica, quindi anche i 70 €, 68 € diciamo del costo della revisione per qualcuno possono diventare un problema.
Comunque la cosa importante sarebbe bene appunto, primo per un fattore di sicurezza anche del cliente stesso che gira per le strade, il fatto di aver lasciato la vettura ferma può dare dei problemi e quindi fare la revisione e possibilmente cercare di collaborare con le officine, chi può fare la revisione eccetera, in anticipo chiamandole e facendo in modo di non creare un ingorgo totale, diciamo. Bosi, mi perdoni, la devo bloccare e la prego di restare in diretta con noi perché sta iniziando a parlare il Premier Conte. Va bene. Grazie. Che non sentiamo. Vediamo se riusciamo a collegarci. Io sto aprendo la pagina Facebook, chiedo aiuto alla regia perché il Premier Conte sta già parlando, quindi io ce l'ho qui e lo sento. Perché non arriva l'audio? Con le forze di maggioranza, ma spero e mi auguro anche col contributo delle forze di opposizione, questo testo potrà addirittura essere anche migliorato. Abbiamo lavorato a questo decreto nella consapevolezza che c'è un Paese in grande difficoltà, c'è una comunità di donne e di persone in grande sofferenza e la manovra per fronteggiare questa fase dell'emergenza è una manovra che contiene però anche delle premesse perché questa fase di ripartenza possa già concretizzare una prospettiva di ripresa economica e sociale. Ci sono in queste settimane persone che sono rimaste senza lavoro, senza un reddito, commercianti che rischiano di chiudere addirittura definitivamente la loro attività, imprenditori che sono nell'assoluta incertezza, non sanno se continuare. Il vostro grido di allarme, le vostre segnalazioni non ci sono mai sfuggite e questa fotografia dolorosa del Paese la conosciamo ed è per questo che ci siamo impegnati al massimo facendoci carico di tutta questa sofferenza. Ce l'abbiamo messa tutta per rafforzare ulteriormente il sostegno a chi ha perso il lavoro, potenziando cassa integrazione, bonus per autonomi, facendo anche in modo, confidiamo, che le erogazioni arrivano ancora più speditamente di quanto è successo sino adesso, perché non ci sono sfuggiti i ritardi e stiamo cercando di rimediare con questo decreto per rendere alcuni passaggi burocratici ancora più spediti. Introduciamo anche delle misure di rilancio, di sostegno alle imprese, per dare impulso alla crescita, accompagnare l'economia verso una pronta ripartenza con aiuti a fondo perduto, riduzione delle tasse, sconti fiscali, sgravi per affitti, per bollette elettriche che saranno ancora più leggere. Aiutiamo anche le famiglie che hanno figli, che devono fare i conti con i problemi anche delle scuole che se non sono chiuse però con la didattica a distanza ripropongono il problema dei figli a casa. Abbiamo anche un reddito di emergenza per delle fasce della popolazione che in questo momento hanno bisogno di particolare protezione. Ecco, per i lavoratori le misure messe in campo sono veramente molto cospicue, 25,6 miliardi di euro, quindi ci sono le risorse per rifinanziare e rafforzare cassa integrazione e bonus autonomi. Questi vengono definiti, aspettate che c'è un telefono che squilla, grazie, sono definiti ammortizzatori sociali. Io però mi permetto di chiamarli ammortizzatori sociali e ad un tempo economici, perché è vero sì che proteggono i lavoratori, ma servono anche alle imprese per preservare la loro efficienza produttiva. Ora dobbiamo attivare questi aiuti economici soprattutto a coloro che non hanno ancora ricevuto nulla e fare in modo che arrivino in maniera semplice, rapida, veloce. Fino ad oggi, lo voglio ricordare, abbiamo pagato l'85% delle domande presentate con cassa integrazione ordinaria e quasi l'80% delle domande per il bonus da 600 euro per gli autonomi. In totale quindi abbiamo erogato misure per 4.600.000 lavoratori.
Fra queste misure sappiamo anche e abbiamo registrato in particolare dei ritardi nella cassa integrazione in deroga. È la ragione per cui abbiamo lavorato particolarmente a questo strumento. Vorrei spiegare perché arrivano i ritardi. È una procedura di per sé molto farraginosa, è stata ovviamente concepita in passato in un contesto ordinario che non aveva nulla di straordinario, prevede farraginosi passaggi, INPS regionali, regioni, INPS centrale. Ci abbiamo lavorato perché, e devo ringraziare molto la conferenza delle regioni, tutte le regioni, perché si sono rese disponibili ancora una volta a lavorare in spirito di collaborazione con lo Stato per trovare la soluzione più rapida. Quindi confidiamo di recuperare il tempo perduto. Abbiamo snellito questa procedura e anche ancora abbiamo. Per gli autonomi prevediamo anche che è un settore in grande sofferenza, prevediamo ai professionisti e agli autonomi, a quelli iscritti in particolare alla gestione separata dell'INPS, prevediamo 600 euro subito. Questa volta arriveranno subito perché semplicemente verranno erogati a chi ne ha già beneficiato. Abbiamo già le anagrafe personali, potremo veramente, io spero addirittura nelle prossime ore, quando andrà in Gazzetta Ufficiale questo decreto, potremo erogarli prontamente e poi ci riserviamo con una seconda tranche di integrare questa misura con un ristoro di almeno 1.000 euro, sino a 1.000 euro. Questo ristoro peraltro poi ci verrà detto dai ministri Gualtieri e Patuanelli verrà erogato anche alle società e devo dire che le misure di sostegno per le imprese sono molto cospicue, parliamo di 15, quasi 16 miliardi, verranno erogati in varie forme, per le più piccole avremo anche indennizzi a fondo perduto e in ogni caso avremo anche forme di incentivi e agevolazioni varie per le imprese medie e piccole. E ci saranno ovviamente anche la possibilità di offrire forme di ricapitalizzazione, di sostegno per le imprese più grandi. In pratica tagliamo anche 4 miliardi di tasse, anche questa è in sostanza un intervento finanziario cospicuo per tutte le imprese fino a 250 miliardi di fatturato, via la prima rata dell'IMU per alberghi, pensioni, stabilimenti balneari, abbiamo sconti fiscali per ristoranti e anche teatri, tutti quegli esercizi, anche quegli esercizi aperti al pubblico che dovranno adottare alla normativa anti-Covid le loro strutture. Rinviamo poi tutti gli adempimenti, tutte le ritenute IVA, contributi previdenziali, INAIL, compresi accertamenti, cartelle esattoriali, tutte a settembre. Aiutiamo a pagare anche gli affitti dei locali. Sino al 60% degli affitti pagati in questi 3 mesi verranno recuperati. Aiutiamo poi le imprese, tutti i fornitori della pubblica amministrazione che quindi hanno un credito nei confronti della pubblica amministrazione, sblocchiamo miliardi di euro. E ancora abbiamo degli interventi per le famiglie, con reddito di emergenza che dicevo, per 2 mesi, da 400 sino a 800 euro, destinato a famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. E poi ancora rinnoviamo il bonus per il babysitting, per chi non l'ha utilizzato raddoppia passando da 600 a 1.200 euro, chi non lo usa per pagare una babysitter potrà utilizzarlo anche in alternativa per pagare centri estivi, centri per l'infanzia. E qui abbiamo lavorato, le ministre competenti hanno lavorato anche con l'ANCI per rafforzare questa offerta anche estiva. Rinnoviamo i congedi parentali fino a 30 giorni nel settore privato e permettetemi di sottolineare una particolare attenzione abbiamo riservato anche alle persone con disabilità. Incrementiamo il fondo per le non autosufficienze di 90 milioni per l'anno 2020, prevedendo una specifica destinazione di 20 milioni per la realizzazione di progetti di vita indipendente. Incrementiamo il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di 20 milioni per l'anno 2020 e ancora istituiamo, questa è una bella notizia davvero, il fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, prevedendo una dotazione di 40 milioni per quest'anno, oltre ad altre misure. Poi nel settore edilizio introdurremo un superbonus per la casa
tutti quanti potranno ristrutturare per dare una boccata d'ossigeno al mondo dell'edilizia, alle loro abitazioni, per renderle più green, ma su questo i ministri ci diranno più dettagliatamente. Non si spenderà un soldo per queste ristrutturazioni. Per quanto riguarda la sanità c'è un intervento cospicuo, 3 miliardi e 250 milioni, di cui ci parlerà poi ovviamente il Ministro Speranza. Abbiamo poi la scuola al centro dell'azione di governo e lo dimostriamo. Abbiamo 1 miliardo 450 milioni in 2 anni che verranno destinati alla scuola per programmare un rientro a settembre in piena sicurezza, per la digitalizzazione, per consentire anche lo svolgimento degli esami di maturità in presenza, in sicurezza. Diamo un segnale chiaro anche per rafforzare ulteriormente e stabilizzare il corpo docente. Pensate, rispetto agli impegni già presi, avremo 16.000 nuovi posti per insegnanti, che quindi a regime arriveremo a 78.000 nuovi insegnanti di ruolo. E attenzione, investiamo anche sul futuro. A 1 miliardo e 400 milioni vanno al rafforzamento del sistema universitario e del sistema della ricerca. Abbiamo avuto consapevolezza tutti quanti in questo periodo di quanto sia importante rafforzare il sistema della ricerca da tutti i punti di vista. Questo è un investimento importante. Avremo nuovi 4.000 ricercatori. Ci auguriamo che tanti nostri brillanti giovani che sono andati all'estero potranno orientare. 300 milioni per il diritto allo studio, 600 milioni per la ricerca, 500 milioni per l'università. E poi ancora il turismo. Abbiamo un buono per le vacanze da spendere nel 2020 fino a un massimo di 500 euro da spendere in alberghi, strutture ricettive. Sarà fruibile per tutte le famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro. Abbiamo, l'ho già detto, una prima rata abbonata per la rata IMU per alberghi e stabilimenti balneari. Abbiamo un fondo strategico per il turismo con 150 milioni, con cui ovviamente potremo fare tante iniziative, e un fondo per la promozione del turismo in Italia da 20 milioni. Ancora, i ristoranti, bar potranno occupare solo pubblico non pagando la TOSAP, e questo grazie alla collaborazione con l'ANCI, con cui anche c'è un ottimo spirito di condivisione. La cultura. Non dimentichiamo neppure questo settore, non abbiamo un occhio di attenzione per i nostri artisti che ci fanno tanto divertire, ci fanno tanto appassionare, per gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo che abbiano versato almeno 7 giorni di contributi nel 2019 arriverà l'indennità di 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio, e creiamo anche un fondo cultura con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale. Insomma, tantissimi interventi, ma adesso nel dettaglio lascio la parola innanzitutto al Ministro Gualtieri per un'analisi più accurata. Grazie Presidente, buonasera a tutti. È stato un lavoro intenso, ma abbiamo oggi approvato un decreto molto significativo, direi imponente, sia per le risorse che mette in campo, sia per gli indirizzi molto forti con cui da un lato sosteniamo le famiglie, le imprese, il sistema sanitario in questo momento così difficile, ma anche gettiamo le basi per la ripartenza e la ripresa dell'economia. Lo facciamo stanziando risorse molto consistenti per rafforzare il nostro sistema sanitario, lo dirà il Ministro Speranza. Lo facciamo rifinanziando la cassa integrazione, rendendone più efficienti e snelle le procedure, e rifinanziando e allargando le forme di sostegno al reddito, funzionali a far sì che nessuno sia lasciato solo e tutti i lavoratori possano essere sostenuti, i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, e anche le famiglie più in difficoltà che potranno accedere al reddito di emergenza. E poi cerchiamo di aiutare le famiglie
con il sostegno per non solo il babysitter, i congedi parentali, ma anche i centri estivi, perché siamo consapevoli delle difficoltà che hanno e dovranno affrontare anche con la chiusura delle scuole. E poi, la parte quantitativamente più rilevante del decreto riguarda il sostegno alle imprese, dopo il Cura Italia, dopo la liquidità, adesso è la fase del ristoro, dei contributi a fondo perduto per le imprese più piccole fino a 5 milioni che hanno avuto delle perdite, del sostegno a spese importanti come quelle degli affitti, delle bollette e anche di un impegno senza precedenti che realizziamo per favorire la ricapitalizzazione e contribuire ad assorbire le perdite del sistema delle imprese con misure molto innovative per le piccole e medie imprese e anche per le imprese più grandi, che abbiamo adottato in linea anche con i nuovi indirizzi europei su questo settore che sono stati recentemente aggiornati col Temporary Framework. Abbiamo delle misure importanti a sostegno degli investimenti, green, investimenti con la deduzione al 110% delle spese per l'ecobonus e la messa in sicurezza degli edifici sismica. Abbiamo delle risorse molto importanti per aiutare le imprese, soprattutto dei settori ricettivi, ad affrontare le spese per poter adeguarsi ai nuovi requisiti sanitari e prudenziali che il coronavirus richiede. E stanziamo ben 2 miliardi per questo, e poi abbiamo anche uno sguardo al futuro con delle risorse molto importanti per la scuola e per l'università. Sono anche questi degli stanziamenti, lo ha ricordato il Presidente del Consiglio, importanti per aiutare innanzitutto le nostre scuole a affrontare la difficile ripresa dell'anno scolastico nelle condizioni nuove che dovranno essere realizzate per garantire la sicurezza dei bambini, dei ragazzi che vanno a scuola, e poi c'è questo fa parte anche l'assunzione di nuovi 16.000 insegnanti, oltre alle risorse importanti per adeguare le scuole, e poi c'è questo investimento molto importante sul futuro, sulla scienza, sulla ricerca, col più grande stanziamento per l'università e la ricerca che sia mai stato fatto e che ci aiuta appunto a collegare questo intervento sul presente a uno sguardo sul futuro. Ministro Patuanelli. Grazie Presidente. Come ha già descritto il Presidente, come ha enunciato il Ministro Gualtieri, questo provvedimento è un mosaico che tiene dentro molte delle esigenze delle imprese e dei lavoratori. Innanzitutto io ringrazio il Ministro Catalfo per il grande lavoro di sostegno per la cassa integrazione, fattispecie che oltre a garantire i lavoratori del mantenimento del posto di lavoro agevola ovviamente l'impresa nel non dover affrontare in questo momento di fermo di ulteriori e anche di rallentamento dell'attività produttiva e delle diverse produzioni italiane, di non affrontare dei costi eccessivi per il personale, ha avuto appunto dei cali di produzione. Poi non posso non rimarcare la parte di indennizi diretti, perché c'è un pezzo di questo provvedimento che riporta e ripropone il bonus da 600 euro per una mensilità per la medesima platea del provvedimento precedente del Cura Italia, ma lo amplia per una terza mensilità per alcune platee più colpite dalla crisi economica, e uno stanziamento ulteriore quindi di quasi 4,5 miliardi. 6 miliardi vengono destinati circa per gli indennizi alle imprese che fatturano da 0 fino a 5 milioni di euro, che hanno avuto un calo del loro fatturato del 33%, sono sostanzialmente la totalità, visto che questa crisi ha colpito profondamente con cali fino al 95% della produzione e del fatturato delle imprese, per un indennizzo che avrà comunque un tetto minimo di 2.000 euro, anche per chi fatturava ovviamente cifre molto molto basse, a prescindere quindi dal fatturato, ma che arriverà fino agli oltre i 40.000 euro per quelle imprese che fatturavano 5 milioni e che hanno perso la loro capacità di fatturare. Poi l'abrogazione della rata di saldo e dell'acconto per quanto riguarda l'IRAP, che è stata citata anche dal
Ministro Gualtieri, per la platea da 0 a 250 milioni di euro di fatturato. Parliamo di una imposta che pesa per circa 5 miliardi in tutto, ma che è molto importante per, soprattutto incide per il terzo settore, che è coinvolto ovviamente anche negli indennizzi diretti, così come le società cooperative, che amplia di molto la parte di indennizzo di minori spese, in questo caso per imposte, per la fascia da 0 a 400 mila euro di fatturato, quindi per le piccole, per il cuore pulsante del nostro sistema produttivo di imprenditori, di autonomi, di partite IVA. Oltre i 600 milioni di euro che sono destinati all'abbassamento delle bollette per portarle in linea con quanto effettivamente si è consumato, e quindi in questo caso, in molti casi di attività completamente chiuse, si è consumato zero. Non potevamo consentire che la bolletta arrivasse con dei costi fissi per quelle imprese che sono chiuse, ma ci sono anche gli anticipi dei pagamenti per i debiti della pubblica amministrazione, 12 miliardi che finalmente vengono erogati immediatamente, affinché le pubbliche amministrazioni possano immediatamente dare risposta ai debiti che le pubbliche amministrazioni hanno appunto nei confronti delle imprese. E non c'è soltanto però una parte di indennizzo e di ristoro, anche se questo è certamente il cuore del provvedimento, c'è anche una parte di prospettiva. E per questo non posso non ringraziare il sottosegretario Riccardo Fraccaro, che ha da tempo iniziato a lavorare a una norma veramente fondamentale per il settore dell'edilizia. Parlo dell'innalzamento al 110% delle detrazioni per le spese e ristrutturazioni legate al sisma bonus e all'eco bonus, quindi alla messa in sicurezza antisismica del nostro patrimonio e ovviamente al risparmio energetico e alla capacità dei nostri edifici di non consumare energia. Una norma molto importante per l'intero settore edilizio, ma anche per dar modo anche a chi non ha la capacità economica di vivere in un edificio confortevole dal punto di vista climatico. Ci sono anche altre norme che riguardano le imprese, 11.000 start-up che già ovviamente avevano difficoltà a stare sul mercato, potevano essere spazzate via dal coronavirus, e per questo abbiamo fatto un pezzo del provvedimento che riguarda proprio loro, per sostenere la loro attività e per continuare a stare vicino al mondo che può essere veramente dell'impresa del futuro, e quindi continuiamo a stare vicino alle start-up, così come le norme per il trasferimento tecnologico, il tech transfer, norme molto importanti in collaborazione con Enea, quel pezzo che passa dalla ricerca scientifica alla ricerca applicata e deve ancora diventare start-up. Per quel pezzo ovviamente di attività produttive facciamo delle norme specifiche che hanno un impegno elevato del saldo netto da finanziare. Credo che questo provvedimento sia veramente quello che era necessario fare in questo momento per le imprese del nostro Paese. Credo che da adesso in poi dobbiamo concentrarci anche sulla prospettiva futura, con grandi opere di sburocratizzazione per le imprese. Dobbiamo ritornare a parlare della fiducia che il Governo deve avere nei confronti degli imprenditori. Grazie. Chiedo alla Ministra Bellanova di intervenire. Grazie Presidente. Ma il settore agroalimentare, oltre a accedere a tutte le misure orizzontali che sono state richiamate dal Ministro Gualtieri e dal Ministro Patuanelli, ha una dotazione specifica, perché abbiamo tutti valutato che la filiera della vita, che ha dato a tutti noi la possibilità in questi mesi di emergenza sanitaria gravissima di conservare degli spazi di normalità, è una filiera strategica che ha bisogno di essere rafforzata per rilanciare la qualità, per rilanciare prodotti di eccellenza che dobbiamo preservare per il nostro Paese, ma anche per ritornare a collocare nel mondo, dove attraverso i nostri prodotti, la nostra cucina, spesso si parla d'Italia, si valorizza l'Italia, si parla della nostra cultura, del nostro patrimonio. Allora
noi abbiamo destinato in questo provvedimento 1.150 milioni di euro in modo specifico per sostenere la filiera agricola. Gli interventi saranno finalizzati a quei settori che più hanno sofferto, penso al florovivaismo, penso agli agriturismo, penso alla filiera del vino e l'eccellenza del nostro settore, eppure è un settore che adesso è entrato in difficoltà, perché avendo bloccato i ristoranti, gli alberghi, i bar, le enoteche, è evidente che si è rallentata la qualità e soprattutto la collocazione sul mercato della qualità e della qualità medio-alta. Per questo noi finalizziamo queste risorse insieme a un sostegno forte alle imprese con ulteriori 250 milioni che saranno gestiti dall'Ismea per facilitare l'accesso al credito delle imprese. E un'altra misura che voglio richiamare molto brevemente e che mi sta molto a cuore è una dotazione di 250 milioni di euro destinati al Fondo degli Indigenti, perché quando parliamo di emergenza sanitaria, quando parliamo di crisi, parliamo anche di nuove fragilità, parliamo di persone che 2 mesi fa magari potevano essere considerati ceto medio e che adesso hanno difficoltà ad accedere normalmente al cibo. Quindi questi 250 milioni che saranno gestiti con il volontariato laico e cattolico saranno finalizzati da una parte a non produrre spreco nelle campagne, quindi ad acquistare quei prodotti che venivano veicolati o attraverso la commercializzazione all'estero o attraverso la catena dell'Oreca, saranno acquistati per essere messi nella disponibilità delle tavole degli indigenti e questo comporterà l'acquisto di latte, di carne, di formaggi DOP, di frutta e verdura, insieme alla normale alimentazione anche per i bambini. Quindi io considero questo un intervento di grande valore, anche di grande valore sociale, oltre che per il settore. Grazie. Un ultimo punto, Presidente, che voglio richiamare e che per molti può essere considerato un punto accessorio, per me, per la mia storia, è un punto fondamentale. E mi riferisco all'articolo 110 bis, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi, per la scelta che ha fatto questo governo, gli invisibili saranno meno invisibili. Quelli che sono stati brutalmente sfruttati nelle campagne o anche nelle così false cooperative dove venivano date persone in prestito per lavorare nelle famiglie, per lavorare come badanti, come colf, non saranno invisibili perché potranno accedere a un permesso di soggiorno per lavoro e noi li aiuteremo ad essere persone che riconquistano la loro identità, la loro dignità, perché abbiamo fatto una scelta chiara. Io su questo voglio ringraziare il Presidente, voglio ringraziare la Ministra Lamorgese che è stata una compagna di viaggio molto tenace insieme a me e agli altri per portare in porto questa scelta e da oggi noi possiamo dire che vince lo Stato perché lo Stato è più forte della criminalità, lo Stato è più forte del caporalato. Grazie anche per la passione che la Ministra Bellanova mette nel suo lavoro e adesso il Ministro Speranza. Sì, grazie Presidente. Sono molto soddisfatto dello sforzo compiuto dal Governo sul rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale. Stiamo parlando di un investimento di 3 miliardi e 250 milioni, è una cifra molto più alta di quella che usualmente lo Stato investiva in un intero anno sul Servizio Sanitario Nazionale. Ci volevano mediamente 2-3 anni per fare una cifra di questo tipo, invece in un colpo solo abbiamo risorse molto importanti. Queste risorse saranno investite prima di tutto per rafforzare la nostra rete territoriale. Durante l'esperienza del coronavirus ci siamo resi conto di come la rete sanitaria sul territorio è la vera chiave fondamentale per affrontare questa epidemia. Lo faremo con alcune scelte molto forti. Rafforzare il contact tracing, mettiamo in campo 9.600 infermieri con la figura dell'infermiere di famiglia, l'infermiere di comunità,
facciamo uno sforzo per dare più presenza, più capillarità ai nostri servizi di prevenzione sul territorio e poi investiamo in modo particolare sui servizi domiciliari. Oggi in Italia, tra le persone che hanno più di 65 anni, i servizi domiciliari coprono il 4% dell'intero ammontare di queste persone. La media dei OCSE è il 6%. Con questo investimento e con questo decreto passiamo al 6,7%, cioè solo con questo decreto passiamo dall'essere sui servizi domiciliari alle categorie più fragili del nostro Paese da 2 punti sotto la media OCSE a 0,7 sopra la media OCSE. Poi investiamo molte risorse sulla nostra rete ospedaliera. Abbiamo visto quanto conta avere strutture ospedaliere capaci di ricevere i bisogni dei nostri concittadini. Prima del Covid in Italia c'erano 5.179 posti letto in terapia intensiva. Grazie a questo decreto si arriverà a 11.109, più 115%. È un Paese più pronto. Noi non sappiamo cosa avverrà nei prossimi mesi. Alcuni scienziati parlano dell'ipotesi di una seconda ondata, dobbiamo essere pronti. Lavoreremo da domani mattina con le regioni per rendere più forti e più vigorosi i nostri ospedali, le nostre strutture sanitarie. Lo faremo chiaramente continuando ad investire sul personale, mettiamo in campo altri 240 milioni per nuove assunzioni, finora ce ne sono state già 23.000 dall'inizio di questa crisi e mettiamo in campo altri 240 milioni di euro per continuare ad assumere e 190 milioni di euro per incentivi ai nostri medici, ai nostri infermieri e a tutto il nostro personale sanitario. Da ultimo voglio ricordare come abbiamo trovato anche le risorse per finanziare nuove 4.200 borse di specializzazione. Sono risorse che andranno a nostri giovani laureati in medicina che potranno attraverso queste borse provare a realizzare il sogno della propria vita e anche così facendo a rendere più forte il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Io penso e concludo che in queste settimane tutti gli italiani abbiano capito fino in fondo che abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale che è una vera pietra preziosa e investire su questa pietra preziosa significa veramente rendere il nostro Paese più forte e con questi 3 miliardi e 250 milioni noi facciamo sicuramente un passo avanti importante sulla strada giusta. Passiamo alle domande. Io ho segnato qui Senio Bonini, Rai News 24. Eccoci qua. Buonasera Presidente, non so se mi sente. Perfettamente. Bene, allora io volevo chiederle... Eccoci qui, allora rientriamo dopo questo discorso, allora particolarmente importante, avete visto le lacrime del Ministro Bellanova, ricorderete quello della Ministra Fornero quando parlò dei drastici tagli nel decreto che riguardava le pensioni. Questa volta Bellanova dice lo Stato c'è e ha annunciato la regolarizzazione e quindi i permessi di soggiorno che arriveranno. Alcuni minuti di pubblicità, poi torneremo insieme per commentare brevemente, riassumere brevemente quello che è stato detto e chiudere il nostro collegamento con l'ospite Buosi. A tra poco. 21:12, eccoci ancora insieme. Allora, avete sentito parlare il Premier Conte, i ministri, questo pacchetto di misure da 55 miliardi di euro, sono interventi importanti, evidentemente la parte più importante è stata pensata per le imprese, ve lo ricordo, 16 miliardi per le imprese con investimenti soldi a fondo perduto per le piccole imprese, invece interventi di ricapitalizzazione per le imprese più grandi. Poi c'è un taglio di 4 miliardi di tasse, il bonus al 110% per le ristrutturazioni, quindi un eco bonus, ancora il reddito di emergenza e il bonus babysitter che potrà essere speso anche per pagare i centri estivi e poi un passaggio molto importante, il fondo per la non autosufficienza, questi 90 milioni di euro che sicuramente una buona fetta della popolazione stava attendendo con ansia. L'assunzione di 9.600 infermieri, servizi domiciliari raddoppiati e borse di studio, quindi un grosso aiuto per la nostra sanità che, come avete sentito, ha dimostrato
di aver retto molto bene il colpo dell'emergenza. Ci sono gli interventi alla scuola con 1 miliardo per il rientro, poi interventi per la maturità, per il corpo docente, 1,5 miliardi per la ricerca. Potranno essere assunti 4.000 nuovi ricercatori e poi per il turismo arriva il bonus vacanze da 500 euro per famiglie con un ISEE inferiore o uguale ai 40.000 euro e poi eliminata l'IMU per le strutture alberghiere. Il fondo alla cultura 50 milioni di euro. E poi avete sentito l'evidente emozione del ministro Bellanova per la regolarizzazione dei lavoratori regolari, quindi lo Stato c'è, lo Stato contro il caporalato. Questi sono soltanto alcuni degli interventi che sono contenuti all'interno di questo pacchetto da 55 miliardi. C'è da dire che in serata sono arrivate anche le dichiarazioni del ministro Boccia, che ha annunciato appunto che i protocolli sono già stati inviati alle regioni per definire le riaperture a partire dal 18 di maggio. È importante sapere che ad esempio per andare dal parrucchiere non si potrà nemmeno sfogliare la rivista del giornale, bisognerà avere la mascherina, gli appuntamenti dovranno essere presi e si potrà appunto andare soltanto per appuntamento, e dopo c'è un passaggio per quanto riguarda le strutture sportive e le palestre, apertura probabilmente a partire dal 25 di maggio. Ultima novità è legata all'abolizione dell'autocertificazione, che servirà soltanto per spostarsi da regione a regione, spostamento che sarà consentito probabilmente soltanto a partire dal 1° di giugno. Questo è un po' il riassunto del quadro in questo momento. Io ringrazio e ridò la linea a Gianluigi Buosi, che ci ha atteso con pazienza fino a questo momento. Abbiamo ascoltato insieme l'intervento di Conte. Il ricordo che è presidente dei meccatronici di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Cosa ne pensa di quello che è stato detto anche e soprattutto per le 470 imprese artigiane di autoriparazione che anche lei rappresenta? Arrivano dei fondi, c'è una detassazione? Abbiamo ancora 5 minuti per parlarne. Cosa ne pensa? I fondi che arriveranno, con il fatto che abbiamo avuto sicuramente un calo di oltre il 50%, diciamo, sul reddito tradizionale che avevamo negli altri anni, anche perché i mesi in cui siamo stati fermi erano i mesi in cui si lavorava un attimino, visto che c'era la preparazione così delle ferie, tante cose, quindi c'era un'attività abbastanza sostenuta in questo periodo, quindi anche vantaggiosa, diciamo, certo. Per noi, però è andata un po' così. Noi siamo state delle attività ancora aperte, diciamo che eravamo un po' di Ateco aperti, lavoravamo chiaramente in pronto soccorso, diciamo solo per le emergenze, quindi batterie, quelle piccole cose che si potevano eseguire, e normalmente erano precluse dal fatto che noi operatori dovevamo andare dal cliente e fare l'intervento, e chiaramente rispettando i vari protocolli eccetera. Quello che non ho sentito invece è stato che per il mondo diciamo così, della mobilità non c'è stato nessun incentivo, diciamo, nei confronti delle famiglie, perché ad esempio le famiglie dopo la casa e le varie tasse, la spesa più grossa è quella della mobilità, anche perché la mobilità adesso sarà un problema per tanti, andare al lavoro semplicemente prendendo l'autobus eccetera, certo. Quindi tanti stanno tendenzialmente ritornando all'utilizzo e riutilizzo della vettura, del motorino, del motociclo eccetera. Tutte queste cose però hanno un problema, devono essere manutentate, certo. Prima cosa, e parliamo anche manutentate non solo per un fatto di manutenzione, per tenere la macchina in ordine, ma per un fatto di sicurezza soprattutto, che dopo ritorniamo anche al discorso delle revisioni, che rientra nel mondo della sicurezza. Quindi qualche piccolo incentivo secondo me lo Stato poteva, non so, semplicissimamente anche una riduzione dell'IVA sugli interventi di manutenzione ai mezzi, diciamo così, incentivare magari l'applicazione di impianti GPL, cioè tutte quelle piccole cose che potevano generare movimento di lavoro operativo, potevano generare, diciamo, anche economicamente un ritorno allo Stato, perché chiaramente se c'è un movimento di compro e vendo eccetera, lo Stato bene o male ha un ritorno economico. Certo. E nello stesso tempo creavamo anche un mondo di lavoro, perché gli italiani non hanno bisogno di tante cose, secondo me, hanno bisogno prima di cose certe, semplici regole,
e di certezze, cosa che qualche volta è venuta un po' a mancare, perché io ho visto molti clienti: posso venire a fare la revisione? No, ma no, guarda, non venire a fare la revisione sicuramente lo devi rispettare, per il discorso che non devi uscire di casa, creare assembramenti, certo, eccetera, eccetera. Però se sei di passaggio e mi lasci la macchina, oppure se proprio è l'urgenza, perché c'è un altro problema che è sorto ad esempio sui mezzi pesanti o su chi doveva vendere una vettura all'estero o cose di questo genere. Se non hai la revisione non puoi andare all'estero, se non avevi la revisione non potevi vendere una vettura, quindi si sono create anche delle situazioni anomale a livello commerciale. certo. Ecco, tutte queste piccole cose a volte sono state segnalate, ma probabilmente non recepite da chi aveva il dovere di così ascoltare la povera gente, diciamo, qualche volta. Ecco, voi come associazione di categoria farete presente tutto questo, no? Dai Sì, vertici. sì, esatto, abbiamo con la nostra categoria nazionale, diciamo così, abbiamo intenzione di appunto fare un comunicato, diciamo così, Sì. delle nostre esigenze, del fatto delle richieste magari di incentivazione nei confronti direttamente al cittadino, cioè è il cittadino che, se viene incentivato a fare le cose, magari risparmiando 50 euro, 100 euro, qualcosa, viene da me o dal mio collega o dal centro revisione, quello che è, fa i suoi vari interventi, si mantiene in sicurezza la vettura, qualche volta qualche consiglio nostro può aiutare, diciamo, anche il cliente a risparmiare 2 soldi, diciamo così, per i consumi, eccetera. Abbiamo l'inquinamento, perché c'è anche un problema di inquinamento, perché adesso siamo rimasti 2 mesi, il cielo era bellissimo, tutto bello pulito, tra l'altro qualcuno sostiene che il Covid è in corso uno studio, sì, è in corso uno studio sull'incidenza del Covid nelle aree con polveri sottili più elevate. Sì. Quindi abbiamo visto un miglioramento ecologico e adesso ritorneranno le vetture, ma se non sono in ordine, chiaramente possono ricominciare a inquinare molto di più di prima. Insomma, comunque vale il principio che revisione uguale sicurezza su strada, quindi la sicurezza. L'unica cosa che invito i cittadini, mi scuso, se avessero la gentilezza, diciamo così, di riuscire a cominciare già a ricominciare a fare le revisioni, previo prenotazione ai vari centri, eccetera, e di comune accordo, anche perché una volta si poteva fare 3 revisioni in un'ora, diciamo così, in maniera corretta. Oggi, col fatto che dobbiamo stare, diciamo, attenersi ai protocolli diciamo così, per la sicurezza di chi la opera, eccetera, anche perché c'è un grosso problema di vita e infortunio sul lavoro, e quindi con tutte le relative conseguenze, che anche là è una regola un po' discutibile, e speriamo che qualcuno ci capisca. Perché... Insomma, lei dice iniziate subito, partiamo con le revisioni in modo da non ritrovarci a fine ottobre. Non aspettate. E magari previa controllo di manutenzione prima si evita la coda dopo la revisione. Grazie a Gianluigi Buosi, la ringrazio, noi siamo davvero arrivati al termine della nostra edizione straordinaria, grazie per essere stato in nostra compagnia, presidente dei meccatronici di Confartigianato, imprese Marca Trevigiana. Io ringrazio anche voi telespettatori per essere stati con noi in questa lunga diretta, domani si ricomincia a partire dalle 11:30 con l'edizione straordinaria, grazie e buona serata.